Marcia Eraclea per il primo consiglio comunale dopo l'inchiesta anticamorra che ha portato all'arresto del sindaco Mirko Mestre, minoranza pronta alle dimissioni. Polemiche a Mira dopo che un fedele ha consegnato un'offerta al parroco purché vada in primis agli italiani. Questo non è essere cristiani, ha detto Don Cicutto. Ancora polemiche sul ticket d'ingresso a Venezia. Brugnaro attacca il ministro del turismo Centinaio che aveva criticato il provvedimento, parla senza sapere. Le primarie del PD ha vinto Nicola Zingaretti, soddisfazione a Venezia nonostante l'amarezza per il gesto vandalico avvenuto nella sede di Campalto. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale presenta 2 interrogazioni per chiarezza su questioni che riguardano la gestione all'interno di Veritas. Amanti troppo focosi alla base del ponte di Calatrava, fermati la scorsa notte dalla polizia locale dopo le proteste dei passanti, rischiano 5.000 euro di multa. 120.000 persone a Venezia per una domenica di carnevale da record di presenze, in 20.000 al volo dell'Aquila della campionessa olimpica Arianna Fontana. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, lo avete sentito dai titoli, siamo in attesa di collegarci con i colleghi a Eraclea per il primo consiglio comunale dopo l'inchiesta anticamorra che ha travolto il municipio e che ha portato all'arresto del sindaco Mirko Mestre. C'è in realtà un rebus sulle dimissioni, le minoranze si erano dette pronte a presentarle in massa, tra pochissimo ci collegheremo col nostro collega Filippo Fois. Intanto andiamo avanti con il telegiornale e andiamo a Mira dove ci sono polemiche dopo che un fedele ha consegnato un'offerta al parroco purché vada a italiani bisognosi. Questo non è essere cristiani, ha detto Don Cicutto. Una busta con offerta per i bisognosi, ma italiani in primis e stranieri per ultimi. Questo c'era scritto in sintesi. Così, quando Don Gino Cicutto, parroco di Mira, capo della collaborazione pastorale di San Nicolò e San Marco, l'ha ricevuta, ha inviato il fedele che aveva fatto quella donazione a riprendersela, perché questi sono slogan che non hanno niente a che fare con la fede. Don Gino non vuole parlare della vicenda, ma ha deciso comunque di raccontare l'accaduto sul foglio parrocchiale con le sue osservazioni settimanali. Quanto scritto sulla busta si legge: mi ha profondamente amareggiato e umiliato. Pro anziani, malati, al freddo o alla fame, italiani da sempre in primis, gli stranieri per ultimi. Queste parole, scrive ancora Don Gino, ripropongono slogan che siamo abituati a sentire, ma non hanno niente a che fare con la fede e la vita cristiana, che considera i più poveri tra i primi, senza guardare il colore della pelle o la provenienza. Secondo il parroco, la persona che ha scritto queste parole deve interrogarsi seriamente sul suo essere cristiano e se non è d'accordo su quello che è la vera carità può passare per la canonica a riprendersi la sua offerta, eventualmente consegnarla a chi la pensa come lui, conclude, ma non deporla davanti al Signore. C'è stato un tragico incidente questa mattina a Fossalta di Piave dove una donna ha perso la vita. Ha perso il controllo dell'auto finendo nel fossato e schiantandosi contro un platano. Così ha perso la vita stamane poco prima di mezzogiorno una donna di 58 anni in via Cadorna a Fossalta di Piave, lungo il rettilineo al di fuori del centro abitato. Un impatto talmente violento da non lasciare scampo alla donna. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause dell'uscita di strada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. I carabinieri di Mestre hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 39enne di origini ucraine residente a Marghera. Era già accusato di comportamenti violenti verso la moglie e per questo sottoposto a formale ammonimento. Al culmine dell'ennesima lite familiare avrebbe colpito a più riprese con pugni al viso la moglie, che però è riuscita ad avvisare un'amica che ha chiamato il 112. Cambiamo pagina, veniamo alle primarie del Partito Democratico. Ha vinto Nicola Zingaretti, soddisfazione a Venezia, nonostante l'amarezza per l'atto vandalico che si è verificato nella sede del partito a Campalto.
Anche a Venezia le primarie del Partito Democratico hanno decretato vincitore Nicola Zingaretti, che in totale ha ottenuto 12.345 voti, pari a circa il 72%. Grande soddisfazione soprattutto per il dato legato all'affluenza. Un momento molto positivo. Il dato più eclatante, al di là del risultato straordinario di Zingaretti, che qui a Venezia è oltre il 72%, quindi un dato al di là della media nazionale, quindi dimostra un forte radicamento di una classe dirigente nel territorio. Il dato ancora più positivo è che rispetto alle scorse primarie sono aumentato il numero dei votanti, siamo passati da 7.400 a 7.800 in Comune di Venezia, e penso che sia l'inizio di una voglia di riscossa. È certamente una persona che anche in un momento dove il Partito Democratico a livello nazionale è arrivato purtroppo ai minimi storici, è riuscito a essere rieletto in una regione così particolare, riuscendo a incardinare quei valori della sinistra del Partito Democratico anche nella sua esperienza amministrativa, e dando un'idea secondo me di futuro e di opportunità anche a livello europeo. Io penso che anche dalle europee dovremmo ricominciare. Zingaretti ha battuto gli avversari Martina, che nel veneziano ha ottenuto poco meno del 19%, e Giachetti, che ha ottenuto poco più del 12%. Questa giornata di voto però è stata anche caratterizzata da un gesto vandalico compiuto nella notte ai danni della sede del PD di Campalto, imbrattata con simboli fascisti. Sono degli atti ovviamente riprovevoli che non meritano commento. Purtroppo c'è un retaggio di fascismo ancora che imperversa in questo paese, spero che siano sempre più isolati. Le forze dell'ordine sono subito accorse, quindi va ringraziato anche il loro operato. Ovviamente nessuno molla, nessuno fa un passo indietro rispetto ai valori essenziali della resistenza e dell'antifascismo. Con il risultato di queste primarie il prossimo step è chiaro. Il nostro obiettivo è, a parte le europee che sono ormai dietro l'angolo, il nostro obiettivo è il 2020 sindaco di Venezia. Con questa forza che ci deriva dalle primarie abbiamo ancora più il vento in poppa per poterci presentare in modo forte e coeso nel 2020. E il Movimento 5 Stelle invece in Consiglio Comunale presenta 2 interrogazioni per chiarezza su questioni che riguardano la gestione all'interno di Veritas. Vorrei fare luce e vorrei quindi avvisare anche la dirigenza di Veritas che i consiglieri comunali tengono d'occhio anche le partecipate, visto che probabilmente l'assessore Zuin non lo fa. Il consigliere comunale pentastellato Davide Scano ha presentato 2 interrogazioni su Veritas perché dopo un attento esame si è reso conto di alcune anomalie all'interno dell'azienda partecipata del comune. Chiediamo con questa prima interrogazione se sia o meno applicato il principio di rotazione che è previsto dall'ANAC come misura anticorruzione e se sia soprattutto applicato nei confronti della dirigente delle risorse umane, una dirigente che è lì da almeno 22 anni, cioè dal lontano 1997. Poi ancora, e questo ovviamente viene motivato dal fatto che c'è un clima pesante in azienda, i sindacati continuano a lamentarsi dei trasferimenti, delle sanzioni disciplinari e soprattutto dei mancati rapporti con l'azienda stessa. E poi ci sono state 2 sentenze molto importanti del Tribunale del Lavoro di fine 2018 in cui vengono annullati dei provvedimenti disciplinari, dei licenziamenti e il giudice si è allargato a criticare pesantemente l'operato di Veritas, parlando addirittura di un comportamento non improntato a buona fede. La seconda interrogazione riguarda invece le registrazioni foniche. Sembra che sia stata fatta dal direttore Razzini una disposizione di servizio per vietare le registrazioni foniche, cioè le registrazioni con il cellulare, come banalmente si può fare ora, perché sono state considerate queste registrazioni nel luogo di lavoro come un illecito disciplinare. Ma noi sappiamo che in quelle 2 sentenze di tribunale i lavoratori si sono difesi proprio producendo delle registrazioni e quindi sembra che ci sia stata una sorta di ripicca, una sorta di reazione, a mio avviso scomposta e illegittima dell'azienda nei confronti dei lavoratori. Dovremmo essere in collegamento ora in diretta da Eraclea con il collega Filippo Fois. Eraclea si sta per tenere il consiglio comunale dopo l'inchiesta anti-Camorra. Le opposizioni avevano annunciato la volontà di dimettersi. Ecco, vedo collegato Filippo Fois. A te Filippo. Sì, buonasera Alina. Come hai detto tu,
appena cominciato il Consiglio Comunale di Eraclea, il primo dopo la maxi operazione che il 19 febbraio ha portato a 50 arresti, tra cui il sindaco di Eraclea Mirko Mestre. Il Consiglio è appena iniziato e la stampa è stata invitata, per quello che riguarda perlomeno le riprese televisive, ad uscire ai sensi del regolamento comunale. È stato spiegato dal vice sindaco Graziano Teso, il quale ha comunque parlato con noi, anche se non al microfono, per spiegarci quello che accadrà oggi. Si tratta di un Consiglio Comunale ordinario che era già stato fissato settimane fa, per cui verranno affrontati normalmente i temi che erano all'ordine del giorno. Al termine del Consiglio Comunale verrà letta, sempre dal vice sindaco, una lettera del sindaco al momento sospeso Mirko Mestre, nel quale annuncia e spiega le motivazioni delle sue dimissioni. Non abbiamo potuto vedere il testo, ma abbiamo visto che si trattava di una lettera all'incirca di 6-7 righe, per cui qualcosa di estremamente breve. Il vice sindaco ci ha anche spiegato che non seguirà alcun dibattito, la seduta poi sarà tolta, per cui per questa sera perlomeno non sono previsti colpi di scena. Si parlava poi anche delle dimissioni dei consiglieri. L'opposizione ha annunciato che si sarebbe dimessa. Al momento, ci ha detto sempre il vice sindaco Teso, che in questo momento fa le funzioni di sindaco, non è arrivata alcuna dimissione da parte di nessun consigliere. Per quello che riguarda invece i consiglieri di maggioranza è stato ribadito ancora una volta che nessuno ha intenzione di dimettersi. Questo non cambierà probabilmente le sorti del comune di Eraclea, che si avvia verso il commissariamento prefettizio, perché se le dimissioni del sindaco rimangono, c'è tempo solamente fino al 21 marzo per ritirarle, automaticamente decade tutto il Consiglio Comunale. Però ugualmente i consiglieri di maggioranza hanno deciso di non presentare le dimissioni, ed è un atto dal significato preciso, un significato di solidarietà e di vicinanza nei confronti del sindaco Mirko Mestre. Per ora da Eraclea è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie al nostro Filippo Fois. Noi a questo punto ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Telegiornale di Antenna 3 Venezia, parliamo di nuovo del ticket d'ingresso in città. Il sindaco Brugnaro attacca il ministro al turismo Centinaio, che aveva criticato il provvedimento, parla, dice, senza sapere. Tra tutte le prese di posizione contrarie al contributo d'accesso a Venezia era probabilmente stata quella più inaspettata, sicuramente quella al maggiore livello istituzionale. A Cafarsetti però quel tweet del ministro al turismo Giancarlo Centinaio a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento sul ticket d'ingresso in città era stato lasciato cadere nel vuoto. Provvedimento inutile e dannoso, aveva scritto Centinaio. Vogliamo diventare un paese turista repellente? Da allora è passato quasi un mese, ma evidentemente quella dichiarazione non è stata dimenticata. Anzi, il sindaco Luigi Brugnaro ha scelto proprio un'ultima domenica di carnevale, caratterizzata dalla presenza record di 120.000 turisti, per togliersi un sassolino dalla scarpa in una piazza San Marco gremita. Il ministro Centinaio, che sento che parla del contributo che c'è sulla città, secondo me senza saperlo bene o conoscerlo bene. Mi chiami, non l'ho ancora conosciuto, è il ministro del turismo, mi farebbe piacere fargli vedere la città e spiegargli perché dobbiamo difendere la città. Una risposta senza giri di parole, quella del sindaco di Venezia, che nelle settimane scorse aveva invece preferito non replicare direttamente al titolare del Dicastero al turismo. Il contributo d'accesso continua oggi a generare un vivace dibattito che determinerà probabilmente ulteriori limature del provvedimento, ma indietro non si torna. Brugnaro è soddisfatto di come la città stia gestendo grossi eventi di massa come quello di questi giorni. Questa città va rispettata e l'impianto poderoso di sistemi di sicurezza che vedete, anche di antiterrorismo tra l'altro, sono il futuro per tutelare questa città, per i veneziani prima di tutto, ma anche per tutti quelli che vogliono venire a vederla. C'è stato l'intervento della Polizia Municipale la notte scorsa al ponte di Calatrava per una coppia di amanti troppo focosa. Loro probabilmente lo ignorano, ma se l'intervento della Polizia Municipale fosse avvenuto pochi minuti prima in quella che è ancora considerata fascia protetta per la possibile presenza di minori in strada, avrebbero anche rischiato l'arresto. Invece se la sono cavata con una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante d'essere in luogo di passaggio. E che alle 23 di una sera di carnevale nessuno si accorgesse del rapporto consumato da una coppia di 36enni alla base del ponte di Calatrava, lui di Trebaseleghe, lei di Venezia, era obiettivamente impossibile.
possibile. L'intervento degli agenti avvisati dai passanti ha interrotto la coppia, che è stata accompagnata negli uffici della polizia locale. È vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ha commentato ironicamente il comandante della municipale Marco Agostini, ma così mi sembra esagerato. Parliamo ora del Carnevale, quello vero. Venezia è invasa da 120.000 persone per l'ultima domenica di festeggiamenti che si sono aperti con il volo dell'Aquila. Una volta lassù che ho guardato giù in piazza è stato davvero incredibile, un'emozione fortissima da rifare magari un giorno. Un oro, 2 argenti e 5 bronzi olimpici su varie distanze e la Coppa del Mondo 2012. Ora nel palmarès della campionessa di short track Arianna Fontana c'è anche il volo dell'Aquila in piazza San Marco. La 29enne campionessa di Sondrio ha volato sopra le 20.000 persone che affollavano piazza San Marco nell'ultima domenica di Carnevale. Un volo dedicato alla candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi invernali del 2026, sostenuta anche da Venezia. Sono davvero contenta che la città di Venezia supporti la nostra candidatura per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quindi è davvero bello avere il supporto di questa città unica. Una città unica che in quest'ultima domenica di Carnevale ha battuto il record di presenze. Se la piazza è rimasta a numero chiuso, sono circa 120.000 in totale i visitatori arrivati in città. Tra le tante maschere sono stati assegnati premi a quella più originale, 2 amici di Cremona travestiti da paguri, la più tradizionale ad un'associazione napoletana e infine ad un gruppo di Bielefeld in Germania la maschera più bella del firmamento. The costume is called I Bambini della Luce. Ispirati al sole, la luna e le stelle, i costumi completamente realizzati a mano da un'idea che risale a circa 10 anni fa, hanno richiesto un anno per la loro realizzazione. Ma se a Venezia, lo abbiamo sentito, la domenica di Carnevale è stata un successo di pubblico, anche la terraferma non è stata da meno. Grande festa a Marghera per le vie della città Giardino con musica, balli e giochi per grandi e piccini. 17 i carri provenienti dalle province del Veneto con circa 800 figuranti e i temi più svariati. Dall'antico Egitto all'impero romano, la Regina Bianca, Sinfonia delle maschere. Il Carnevale della terraferma nel fine settimana è stato un vero successo di pubblico. Era da anni che non si vedevano spettacoli così, ha commentato qualcuno. Siamo veramente soddisfatti. La cosa che ho riscontrato di più e che voglio sottolineare è che sia chi sfilava sia chi si assiepava lungo le vie aveva voglia di far festa, e questo credo che sia l'inima essenza del Carnevale, cioè stare tutti in compagnia e divertirsi. Grande risultato anche per il ritorno dei carri a Campalto, un appuntamento che mancava da 18 anni. 15.000 persone tra bambini in maschera e famiglie che dal primo pomeriggio hanno voluto assistere alla sfilata dei figuranti, insieme al sindaco Brugnaro, gli assessori Marbo, Raso d'Este e i presidenti di municipalità Bellato e Conte. A Campalto mancava da 18 anni e la risposta è stata commovente per alcuni versi. Ringraziamo gli organizzatori, ringrazio la municipalità di Favaro, Simone Mestriner, Vera, tutti coloro i quali, forze dell'ordine, volontari, si sono adoperati per far sì che questa sia stata una festa di comunità. È quello che, stando sul palco ieri, mi ha colpito particolarmente, la voglia di stare insieme e di festeggiare e di godersi questo spettacolare Carnevale. Una cosa, domani vi aspettiamo tutti a Zellarino per la 52esima edizione del Carnevale dei ragazzi, che chiuderà degnamente quello che è stato lo sforzo prodigato da questa amministrazione in terraferma. In chiusura vediamo insieme la nostra programmazione per questa sera. A 20:10, subito dopo i telegiornali, ospite in studio sarà il sindaco di Treviso Mario Conte. Dalle 21:15 in prima serata su Antenna 3 Ring, ospiti del nostro Ferdinando Avarino saranno Alessandro Zan del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega e Raffaele Baratto di Forza Italia. È tutto per questa edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di martedì 5 marzo sarà ancora all'insegna del tempo stabile grazie alla costante presenza dell'alta pressione. Vediamo la situazione nel dettaglio. Come anticipato, sul Veneto il tempo sarà asciutto, il sole infatti dominerà sulla nostra regione e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso,
Qualche nube in più sarà possibile solamente sul bellunese, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sempre lievemente sopra la media stagionale, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 17 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, perché anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia mattutina sul Pordenonese, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di bel tempo stabile, sarà infatti una giornata caratterizzata dal sole. La grafica ci mostra che il cielo sarà poco nuvoloso sui settori meridionali, ma risulterà a tratti coperto invece altrove. Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.